Si tratta di un impianto davvero innovativo che è in grado di effettuare il ricambio di aria, favorendo lo smaltimento dell'anidride carbonica e del droplet e filtrando l'aria in entrata. Non solo, ma allo stesso tempo recupera il 90% del calore dall'aria calda in uscita. Un ricambio continuo che consentirà di avere un ambiente sano per i ragazzi, ha spiegato il sindaco di Resana Stefano Bosa. Per noi è stato un investimento importante per le scuole del nostro comune. Un'idea che vogliamo dare anche alle amministrazioni locali di tutto il Veneto per cercare di investire nella salute dei nostri ragazzi, quindi un investimento sulla ventilazione meccanica controllata che può servire sia per la salute dei ragazzi che per il risparmio energetico, che di questi tempi sicuramente è una cosa importante. In un momento così difficile, continua il primo cittadino, potrebbe essere un'iniziativa che tante altre scuole potrebbero portare avanti. Ora l'impianto e i dati dell'area saranno monitorati costantemente. Così vogliamo, termina Bosa, salvaguardare la salute dei ragazzi e dare loro un ambiente sicuro dove poter studiare ed apprendere. Soddisfatta anche la Regione. All'inaugurazione è intervenuto l'assessore regionale all'istruzione e alla formazione Elena Donazzan. Quanto è importante la sicurezza dei nostri ragazzi nelle scuole. E quindi bisogna che proviamo a fare diverse iniziative, tra queste c'è quella della reazione dell'aria che ha dimostrato che non solo per il Covid ma proprio una qualità della vita degli studenti. E allora il comune di Resana, il sindaco Stefano Bosa con Brofer, un'azienda del territorio, hanno deciso di dare vita a questo progetto in questa scuola e la regione sarà molto attenta a verificare appunto l'andamento, perché questa potrebbe essere anche un'ottima soluzione per le scuole del Veneto.